Gedefan di quadri, letteralmente c'è materiale per fare dei quadri, o potrei dire meglio, ci sarebbe da fare dei film. A cosa mi riferisco? L'età della raison, cioè l'età della ragione, era un po' una serie di qualche intervento che ho già fatto, e da un po' voglio tornare su questo tema, cioè sul fatto di vedere come nel mondo di oggi, a mio parere, la ragione, la razionalità, la ragionevolezza a volte sono dimenticate, sono messe ai margini, non si trovano. Ma un po' per mancanza di tempo, un po' perché si accavallavano le cose di cui si dovrebbe parlare. Ora adesso così provo a buttar lì i titoli dei film, è un modo di dire, chiaramente è una metafora. Il primo film è l'autocritica, quindi parlo di me. Anch'io ho esultato per la vittoria dell'Italia ai campionati mondiali europei di calcio. Beh, che c'è di sbagliato, direte, abbiamo esultato tutti, o quasi, insomma. Beh, siccome penso che la coerenza dovrebbe esserci sempre e non a tratti, devo dire che io per mesi, tutto dall'anno scorso, ho continuato a pensare che non fosse logico trovarci di fronte a un campionato di calcio che è andato avanti, certo a porte chiuse, con caratteristiche diverse dal solito, però con tutto il suo movimento economico alle spalle, e poi d'altro canto però ci siamo trovati con le scuole chiuse, aperte, richiuse, riaperte e tante altre difficoltà. Ecco, non so, a me sembrava un po' contraddittorio una società che ha questi aspetti. Per cui io dico, per coerenza avrei dovuto anche così disinteressarmi degli europei. Qualcuno potrebbe dirmi, beh, se ci sono le Olimpiadi non guardi le Olimpiadi. Sì, le sto guardando, sto esultando se l'Italia conquista delle medaglie, mi compiaccio anche di non italiani, certamente quando fanno il norvegese per esempio sui 400 ostacoli che ha conquistato l'oro con il record mondiale, però per tornare agli italiani, quelli degli ultimi giorni, a me per esempio Paltrinieri ha lasciato veramente incantato, ma anche la Ferrari, il Marciatore, quelle del canottaggio, l'atletica, insomma, tante belle cose. Mi pare che ecco, su questo la situazione sia molto diversificata. Ecco, nelle Olimpiadi arrivano certamente a mettersi in evidenza degli sport tra virgolette poveri, o comunque purtroppo non messi in rilievo, diciamo, nella quotidianità, e credo che sia giusto metterli in evidenza. Sì, quindi sarà una che lì il fai con gli appunti. Sì, ho fatto gli appunti perché siccome si tratta di argomenti diversi ho voluto tracciarmi appunto qualche appunto. E quindi il primo film è questo qui. Secondo film, I Caroselli. Quando si era un piscinin, quando eravamo piccoli, il carosello lo facevano prima di andare a nanna. Adesso i caroselli post-europei li hanno fatti o li fanno prima di andare a nanna alle luci dell'alba, con assembramenti annessi. Poi pare che i contagi aumentino per colpa di questi comportamenti. Vero sì, vero no, ci sono stati anche altri fatti di cronaca che hanno messo in rilievo diciamo, momenti di questo tipo. Non sono io che devo stabilire se è vero che questi favoriscano tanto o poco un maggiore contagio. Personalmente però sono stanco, credo anche qualcuno di voi, un po' stanco del fatto che chi si comporta bene, chi quotidianamente osserva le regole eccetera, poi alla fine debba pagare le conseguenze di chi non lo fa. Questo che deve provvedere. Terzo, la sportività. I calciatori inglesi, qualcuno avrà visto la scena, si sono tolti la medaglia d'argento dei secondi arrivati, visto che ha perso contro l'Italia alla finale, sto parlando sempre degli europei, si sono tolti la medaglia subito dopo averla ricevuta. Cosa c'entra questo con la ragionevolezza? Beh, insomma, in die Omen, Grant e Gross, che Jürgen, io ricordo che mi sembra che i bambini dell'asilo forse
non accettano la sconfitta e allora si dà un premio di consolazione, magari non lo vogliono perché volevano vincere. Ecco, io credo che anche nella sportività ci deve essere un attimo di ragione e non farsi prendere dal disappunto, che può essere anche comprensibile, però mi pare che l'Italia abbia portato via niente. Quarto film o titolo di film, apriamo tutti, apriamo subito, no, Bumarimo, solo qualcuno. Domani entra in vigore il pass, questo documento, questa certificazione che distingue chi può e chi non può recarsi in alcuni posti dove fino a oggi bastava mantenere le distanze e o utilizzare il dispositivo di protezione. Decisione che ad alcuni non piace, io penso che anche quelli a cui non piace e che hanno diritto di manifestarlo, però se fanno manifestazioni dovrebbero però tenersi il dispositivo di protezione, perché comunque quella è una cosa necessaria, e quindi ritengo che anche queste sono cose su cui ragionare. Comunque ritengo che però il film sui fondamenti razionali di questo provvedimento sarebbe da fare, penso che richiederà forse anche più puntate, perché continuo a trovare delle cose poco logiche, a partire per esempio dal fatto che già l'anno scorso fra i primi luoghi chiusi ci furono musei e cinema e poi anche le chiese, e anche adesso sono fra i luoghi indicati dove c'è questa, diciamo, delimitazione di accessi. E la logica, almeno nella mente mia, vorrebbe che dove la gente è più abituata a mantenere le regole, queste ultime potrebbero essere meno gravose che altrove. Però mi sembra che questa logica non stia sotto a queste decisioni. Chi si prende le responsabilità decide, va bene, dopo ognuno si prende le sue. Quinto film e ultimo per questo elenco, perché poi dirò anche un'altra cosa, cioè che adesso butto lì gli argomenti, a me piacerebbe poter avere dei luoghi, dei momenti anche di dibattito, purtroppo devo dire che non li trovo personalmente. C'è un disegno di legge che vorrebbe affrontare un tema di alcune discriminazioni, che tra l'altro da alcuni giorni non se ne parla più, perché qui chiaramente sopravvengono diverse altre questioni e quindi magari si mette da parte una cosa. Comunque anche su questo a mio parere ci sarebbe bisogno di una maggiore razionalità nel fissare alcuni principi, anche nel riconoscere i diritti e i doveri di persone in causa. Su questo devo dire che ho trovato un bel articolo di Alberto Frigerio sul sito della Diocesi di Milano, se volete cercarlo, lo trovo molto interessante. Ecco, un contributo come questo secondo me aiuta appunto a ragionare sulle cose, dopo uno può essere d'accordo o anche no. Infatti, come fa anche di altre volte, vedi se vi piace quel che dici, metti su il cosiddetto like, il mi piace, se vi piace no, metti su che vi piace no, se un qualcosa vi piace sì e un qualcosa vi piace no, puoi anche mandare un commento e di questi sono d'accordo, quegli altri sono mica d'accordo. Ecco, ripeto, una cosa che mi piacerebbe veramente, ma non so, sarà la situazione generale, trovo difficile, ecco, riscontrare dei luoghi, dei momenti, delle occasioni in cui confrontarsi serenamente su queste cose e dire la propria opinione senza che ci siano, diciamo, dei preconcetti rispetto alle proprie idee. Sulle D. Domani è un altro D, no, non sto facendo la parodia del famoso film, visto che parliamo di film, andremo su altre tematiche in cui ho voluto mettere insieme a Cherokee, ve li lascio alla vostra, se volete, riflessione, e se no fai su un bel sogno. Sti ben tutti, mi raccomando, state bene, ciao ciao!